Le gambe ancora non sono solide, ma i lavori sono in corso per consentire al gigante di riprendere con efficienza il cammino. Scongiurata in extremis la cancellazione dal panorama professionistico nazionale, come purtroppo è avvenuto per il Messina, le fibrillazioni legate alla gestione della società continuano però a frenare la costruzione del progetto in vista dell'avvio della nuova stagione. Di conseguenza il mercato dell'Akragas è partito in ritardo e si muove lentamente. Richiamato l'allenatore Raffaele Di Napoli, che ha sempre manifestato il desiderio di rimanere ad Agrigento, da venerdì è iniziata la preparazione estiva sul campo di Fontanelle. Anche ieri domenica sono proseguite le sedute, ma solo di pomeriggio per smorzare il gran caldo di questi giorni. Progressione ed esercitazioni tecnico-tattiche con partitelle a campo ridotto, tenuto conto che il gruppo è ancora esiguo essendo composto dai giocatori ancora sotto contratto come Levec, Longo, Russo e Tiago e dai ragazzi del settore giovanile, molti dei quali dopo le robuste cessioni di gennaio sono stati utilizzati nel corso del girone di ritorno, contribuendo alla salvezza biancoazzurra. E intanto dopo Vono e Vicent potrebbe esserci un altro ritorno, quello di Antonio Lo Monaco. Il portiere siciliano nella stagione 2013-2014 ha difeso per una parte di campionato i pali del gigante. Lo Monaco nella scorsa stagione ha giocato nel Matelica. Ad oggi il 21enne risulta svingolato e Di Napoli starebbe valutando anche questa opportunità.